Siamo con Alexandre Maltauro, una delle novità di questa nuova stagione del Mestre Fenice. Innanzitutto benvenuto Alexandre, parlaci un po' di te, del tuo percorso sportivo. Ciao, grazie del benvenuto. Allora, sono Maltauro, no? Ho arrivato in Italia in 2020 più o meno. Ho giocato al sud prima del Covid, poi sono arrivato ad Arzignano un anno e poi già ho iniziato a giocare contro il Mestre. Poi dal Mestre sono andato al Pescara in Serie A1 e poi sono arrivato alle Sporting Antamarca 2 anni. Sono 2 stagioni che sono lì e quest'anno sono qua, ad Mestre. Che cosa ti ha convinto ad accettare la proposta del Mestre Fenice? Allora, come ho detto, ho affrontato sempre il Mestre, 3-4 anni che gioco contro e ho sempre sentito parlare bene della società, ho conosciuto tutti i giocatori già prima da avversario e sono contento di arrivare qua e sono felice. Parlaci un po' delle tue caratteristiche, quali sono i tuoi punti di forza che porterai ovviamente al Mestre Fenice? Allora, come sono un pivot, no? Un pivot di riferimento e spero di aiutare la squadra nel migliore dei modi, con assist e gol, principalmente aiutare i compagni. Sicuramente anche sei dotato di una buona fisicità. Sì, questo è il mio punto di forza e quindi è quello. Quali sono i tuoi obiettivi personali e di squadra? Allora, di squadra speriamo di arrivare sempre più in alto, che è portare il Mestre dove merita, che è in alto, e personale è comunque fare una buona stagione e fare il meglio possibile. Quando hai saputo della fusione di queste due realtà che già conoscevi, Mestre da una parte e Fenice dall'altra, che cosa hai pensato, quali sono state le tue prime sensazioni? Allora, quando ho saputo ho avuto delle buone sensazioni perché sapendo delle due realtà che sono da molti anni nel calcio a 5 e che siano messe assieme, spero che vengano le cose buone. Personalmente, quindi, che cosa pensi del torneo, del campionato, scusa, che andrete ad affrontare? Sì, è un campionato molto difficile, secondo me degli ultimi anni sarà uno dei più difficili e speriamo iniziare bene, che questo fa tanta differenza e speriamo di arrivare principalmente ai playoff. Quindi un saluto, non ti chiedo promesse naturalmente, però che cosa vuoi dire al pubblico che vi augurate sicuramente verrà numeroso al Palafranchetti? Sì, lo chiedo sempre di venire a sostenere la squadra, che sicuramente noi ci metteremo tutta, lavoreremo con tutte le forze per sempre dare un spettacolo al pubblico.